Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura un'importante operazione della Guardia di Finanza contro una frode fiscale legata a false fatturazioni a Palermo. 3 le misure cautelari e 24 le persone indagate. Disposto un sequestro preventivo di somme e beni per un valore superiore a 14 milioni di euro. Manifestazione questa mattina a Catania dei lavoratori di Almaviva per chiedere di rinnovare il contratto che li lega al call center gestito da Vodafone. Al momento in 161 rischiano di essere licenziati il 30 dicembre. Sono i palermitani gli europei meno soddisfatti della propria città. Questo quanto emerge da un rapporto pubblicato dalla Commissione europea. Solo il 62% della popolazione palermitana infatti si dichiara contento della qualità della vita, a fronte di una media europea dell'87%. Turismo trasversale e ipotetica candidatura all'UNESCO per la provincia di Trapani. E questa è la proposta lanciata dalla Camera di Commercio, Logos e Unione Camere Sicilia. Idea accolta positivamente anche dal Ministro per il Turismo Daniela Santanchè. Il sindaco di Catanzaro chiede un referendum consultivo sulla realizzazione del ponte sullo Stretto. Se proprio questo governo vuole realizzare il ponte, non lo faccia con i soldi della Calabria. Salvini si costruisca il suo giocattolo con i soldi della Padania, ha dichiarato il primo cittadino Fiorita. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.